Muar teut, Israelits a tornare a fa, c'è che non leve denan dai vo del Signor. E il Signor iu mettete sgrifis di Jabin, re di Canaan, che regnava a Cazor. Li sos chiris li scomandava Sisare, caliere di Aroset Goim. Allora gli Israeliti saberlari in versi il Signor. Jabin aveva 900 anni di fier e aveva cialciato la man per zore da Israeliti per 20 anni. In quel frattim Debore, una profetesse femmine di Lapidot, era giudice in Israele. Si sentava so dal parmar di Debore, Jenfri, Rame e Betel, sulla mon di Efraim, e Israeliti alevin die a domandare giustizie. E mandà a Ceri Barak, fi di Abinoam di Cades in Neftali, e disse: Il Signor, Dio di Israele, non ti ha l'ordinat. Va, marcia vers la mon dal Tabor, e ciolti con te 10.000 oms dai figli di Neftali e dai figli di Zabulon. O tirerai de domande dal riu di Chison Sisare, il sorestante schiris di Jabin, cui siei chars e cu la soma armae, e tal metarai testos mans. I risponde Barak: se tu vegnis tu con me o voi, ma se tu non tu vegnis con me, no voi nance io. Perché che no sai, sen che di l'agnul del Signor mi farà vinci me. E ie, po ben, o vignerai anche io con te, dome che te strade che tu ciaminis, l'onor non sarà per te, perché che il Signor ammetterà Sisare tes mans di une femmine. Allora Debore aieve su, e con Barak e le finta Cades. Barak al clamà donge Zabulon e Neftali, al veve 10.000 oms da ursi, e Debore e le su con lui. Intant Eber il Kenit si era dividuto de tribù dei Kenits e dei giarnazzi e dei figli di Obab, miser di Mosè. Aveva plantate la sottende donge dal rol di Sanaim, a un pas di Cades. I contarin a Sisare che Barak, figlio di Abinoam, era venuto sulle mon del Tabor. Sisare al tiradonge 12 chars, 900 chars di fier, e tutte la marmae calveve di Aroset Goim fin al riu di Chison. I dise Debore a Barak: spese che gli arrivate la giornata che il Signor ti metterà Sisare testos mans. Propit così. Ustumo che il Signor non marci denan di te? E Barak al dismonta iu de mon dal Tabor con 10.000 oms da ursi. Il Signor al frucia Sisare e i suoi chars e tutte la soma armae denan di Barak. Sisare dismontatiu dal sociar al stiampà pit. Barak urcor da ora i chars e agli schiris fin tremai a Roset Goim. Tutte l'armade di Sisare e colà so dei col di spade e non stiampà un. Sisare intant al stiampave a Pid in direzione de tende di Jael, femmine di Eber il Kenit, par vie che Jabin, re di Cazor, al batteva la chiase di Eber il Kenit. Jael s'intivà in Sisare e gli disse: fermiti, paron, fermiti chi di me. Non stave pore di noi. Allora lui si fermà lì di e sotto tende e glielo taponà con un tappeto. Disal,
dammi un sclip di aghe per plaser, che hai un'arsetà tremende. Ie e vergè la bufole, la che beve il latte, i dè di bevi e attornata a ponalo. Dise a lui, sta sulle porte de tende, e s'arrive qualchidun e ti domande, es un uomo chi? Tu risponderàs, no. Ma Jael, femmine di Eber, e ci appassù un picchet di tende, e ci olè in mano un martiel, e l'am d'onghie di lui plan planchin, i parà drenti il picchetto al timpli, tanti in dentri che si planta tetiere. Lui al dormive come un cioc, strax finit, e così al morì. Intanto arriva Barak, che correve da ora a Sisare. Jael gliele inquintri, Anin, gli dise, che ti mostri l'om che tu stas cirint. Agli entrali di ie, Sisare agliere distirat, biellat, col picchet para dentro tal timpli. E così, in che di Dio, i fases basà la creste a Jabin, re di Canaan, denan da Israeliz. La man da Israeliz è diventata sempre più cialciade sore di Jabin, re di Canaan, finché non faserin furi Jabin, re di Canaan.